Questa settimana è successo, la settimana scorsa. Un'altra cosa? Ma cose che, guardi, le cose della realtà, signor La Rosa, tocco con salute. Non c'è bisogno. Le cose della realtà, ma manco, dice ora massetto e penso una cosa di fantascienza. Niente. È tornato al paese, sì. Al paese c'è una persona che fa il marinaio. Ce n'è uno solo. Fa un marinaio, se ne va a pescare. Che barche che grosse vanno a pigliare i tonni, vanno a pigliare i pesce spada, e questo ogni volta che manca mesi e mesi ogni volta che parte, no? A fare delle battute di pesca. Poi certe volte rientrano e passano su un altro peschereccio, non tornano manca, chi sapeva che 8 mesi che non tornava. Anche perché lei lo sa, questi pescatori fanno le battute. Questi pescatori fanno le battute. Capisci, lei ha battuta ora così? Non lo so come fare, dobbiamo ridere. Ma che c'entra? Fanno le battute di pesca, non le battute comiche. Le battute di pesca. Se ne vanno a pescare. Ecco. Il laureato, lo dobbiamo capire. Ma lei se ne faccia una ragione. Deve dimostrare che è laureato. Anche se non mi interessa, perché non è un problema. Laureato, che guarda? Ma quanto è bella. Quanto è bella, lo so. Infatti la sto tenendo accanto a noi così lei io mi scando che ce la rubano. Chissà sa pigliare a Rai. Guardi, io sarei contentissimo, io lo auguro con tutto il cuore. A lei a Rai perché non se l'ha pigliato mai. Ma sai perché? A me mi dice lei a stare con signor Littera, non la stessi solo, c'è la solidarietà. No, se no poi lei soffre se io la lascio solo. Soffro di solidarietà. Lei soffre di solidarietà. Esatto. Restiamo assieme che è insieme, dai. Basta, allora, questo signore dopo circa 8 mesi che non veniva al paese è tornato. Nel frattempo vidi cose della vita, quando la parabola di prima. Eccoci. Si è aperto in quegli 8 mesi, si era più un salone da barba. Un salone da barba è come dove si fa praticamente il salotto, certo. Tutto il chiacchiericcio, soprattutto vero, specialmente uno che ci piace parlare, signor La Rosa. Secondo, si scusano, si cosano, si ingocchiano, si scocchiano. Non c'è dubbio. Questo marinaio, c'ero io presente, io appena io trasivo, ciao Maro, si aspettavo, ci pigliavo un giornale, abbiamo scambiato 4 chiacchiere, guardare ci stavo facendo la fa uno e prende l'argomento, Iddo guardare, senza sapere che Iddo era marinaro. Ci favo cliente mentre si stavo facendo la fava, vedevo a Sapone, non mi ricordo perché acqua ce n'è piccolo paese, e mi ricordo se ci sputavo una cosa da... Perché al paese ci sono 2 tariffe, cioè una barba può costare 2 euro o 3 euro. E qual è la differenza? 3 euro sputa andò sapone. Sì. Tu e ci fa sapone. Che schifo! 2 euro ti sputa andare a faccia. No! Poi, ma dai! Poi l'acqua se la trova già. Allora, io devo dire una cosa però, sa. Visto che la differenza è minima, cioè 2 euro con 3 euro, non lo so cosa sia meglio. Secondo voi cosa è meglio? Sputare andò sapone. Non lo so. E che paga 1 euro di più. Il paese non la passiamo buone, quindi già 1 euro è un po'. Va bene, d'accordo. Questo mentre ci stavo facendo la barba, ripeto, non ricordo se sputavo da faccia, sputavo un sapone. Perché ci fa, certo dice che io. Ecco, un discorso dicevo perché un cliente ci dice, lei ha indovinato ad aprire questo salone. Intanto dice perché qua non ce n'erano. No paese non moglie andare un barbiere vicino. E poi dice questo suo è un bel mestiere. Perché piove, acqua, vento, state, meno, lei è sempre che entra, travaglia, è tranquillo. Certo ci fa Iddo mentre ci faceva la barba. Perché ci sono misteri che sono veramente, che io non so i cristiani come li possono fare, no? Dice io sono tranquillo. Dice pigliamo i marinari. Giusto. Con chi è stato da Caído non sapeva che era marinaro. Dice mettiamo sti marinari, gente che partono, mancano 3 mesi, 4 mesi, 8 mesi, 1 anno da casa, poi tornano e trovano i moglieri incinte. Che chi dove vicini mia cosa sentevo io? Sentivo io il sangue ci faceva stava ucchiendo. Lei sentiva addirittura il sangue che bolliva dentro le vene. Sì, da carota sentivo il sangue da vena che sta a giangolare. Si chiama carotide. La carota è quella che si mangia, l'ortaggio, quello arancione. Chi è carota? Quello dei conigli. Quello è carota da. Carotide. Esatto. Vedete che qua c'è su gente di cultura, ci sono parrini, quindi io... Se qualcuno vuole smentirmi, lo faccio. Carotidi. Io sentivo che il sangue che ci ucchieva. Tornano dopo 8 mesi, dopo 1 anno e trovano una mogliera incinta.
quando nascono, che cosa nascono? Non nascono bastardette. Già si spunta chiedo e ci fare, lei aveva ragione, dice non nascono, dirò di più, dice non nascono bastardette, nascono bastardoni. Che poi quando sono grandi mi andiamo a fare i barberi. Esatto, va bene, d'accordo. Si è subito